Fabrizio Damiani, il derby 0-0, qualche rimpianto. Anche oggi stiamo a parlare sempre delle stesse cose, Appunto, 3 partite appunto. che stiamo parlando sempre delle stesse cose. Ripeto, secondo me oggi anche se abbiamo fatto in 10 contro 11, ma non è sempre detto che quando sei in superiorità giochi meglio, anzi il più delle volte giochi peggio e noi secondo me oggi abbiamo fatto molto bene. Potevamo essere, è chiaro che è da 3 partite che siamo in involuzione realizzativa, no? Perché abbiamo avuto anche oggi un 2-3 situazioni palle gol che potevamo fare molto meglio. E c'è anche da dire dall'altra parte che secondo me la terna arbitrale in queste ultime 3 partite ci stanno oltremodo penalizzando, perché il rigore su Micheli era clamoroso e anche quello su Cucaro, ma è inutile stare a parlare, colpa dell'arbitro, No. Andiamo avanti, prendiamo questo punto sicuramente con un moderato ottimismo, anche perché la classifica com'è, il punticino va sempre bene. È chiaro che se vinci è molto meglio, ma adesso come adesso, in questa situazione che non ci gira tutto bene, No. è importante andare avanti, secondo me. Muovere la classifica, Esatto. insomma, anche perché insomma, ci attendono impegni abbastanza importanti, Sì, abbastanza difficili, ma a sicuramente, cominciare da quello di domenica prossima. ma sicuramente Massimo, adesso domenica avremo fuori anche Iuri, adesso abbiamo il parcheggio di Fidati che si sta un attimino svuotando, no? Domenica non ci sarà Iuri e quindi andiamo avanti con questa attenzione, con questa concentrazione, perché anche oggi giocare con un campo come quello di Gemona contro una squadra sicuramente molto ostica, sicuramente molto fisica, organizzata, cattiva calcisticamente, non era facile. No, la chiusura degli spazi quando sono rimasti in 10 sembra la chiave sulla quale poi è girato tutto il resto del match. Loro sono poi il primo tempo, gli ultimi 10 minuti hanno fatto un 4-3-3-2, il secondo tempo hanno fatto un 4-4-1 molto compatto, molto stretto, che usavano solo il tocchetto per qualche palla lunga, insomma qualche palla aperta. Noi ripeto, abbiamo avuto 2-3 palle che potevamo fare molto meglio, una con Davide, due con Davide e una con Cucchiaro e torniamo a dire, i rigori non ce li danno. Cioè, io dico, siamo sempre lì a parlare di arbitri, però il rigore su Micheli diventano era sacrosanto, e ancora di più secondo me quello su Cucchiaro, perché proprio l'ha strattonato. E invece come al solito i rischi che abbiamo corso derivano da piccole sbavature, piccole disattenzioni, molto pericolose poi con attaccanti come Tocchetto. Hai questo attaccante che secondo me da un punto di vista della velocità pura è uno fra i più forti, lì è sufficiente una palla lunga, una palla aperta, brutta, non hai le coperture giuste perché sei in 11 contro 10, tenti di andare a fare gol, scivoli e prendi il gol. Nardoni in un solo intervento per l'uscita di piede ma determinante. Sì, sempre su questa palla lunga, perché comunque ripeto. Il segnale di volerla vincere l'hai dato chiaro e forte quando hai tolto Cappellari, e hai messo Sciotola più offensivo. Esatto, sono passato al 4-4-2, abbiamo avuto subito una buona risposta, abbiamo creato 4 situazioni. Non potevo fare altro dopo, potevo giocarmi la carta Plosnar, però passare a 3 o comunque, perché comunque avevo anche Iuri che non stava proprio tanto bene perché aveva un affaticamento, ma perdere Iuri dietro era rischiosissimo con un attaccante come Tocchetto. Io so che quando io ero giocatore ho vinto tantissime gare in 10 contro 11, cioè sfruttando proprio queste palle lunghe. Se partenza e contropiede. Domenica prossima Cordenons. Giochiamo come tutte, abbiamo fuori classica Iuri. Partita che non è, se vogliamo, anche poco da perdere, loro sono più forti. Loro sono erano primi, sono ancora primi, il Lumignaco deve ancora giocare, ma noi, ripeto, io non ho trovato una squadra che in questo girone, che in questo campionato ci abbiamo messo sotto, neanche loro. Noi siamo, secondo me, una squadra che può essere fra i primi 7 posti, insomma. Ripeto, secondo me quest'anno si paga assolutamente il primo mese che è stato disgraziato.